Che cos'è il progetto Sharing? Il progetto Sharing è un blog della scuola dove i ragazzi possono scrivere e poi pubblicare articoli di vari genere su varie tematiche di cultura, attualità e Chi sceglie i temi? i temi li sceglie un nostro professore che ci guida in questo progetto che dura vari mesi per poi arrivare a vincere un concorso che è stato vinto dalla scuola e 15 ragazzi devono vincere un concorso per poter andare a Edimburgo 21 giorni a fare alternanza scuola-lavoro. Quindi voi siete una vera e propria redazione. Sì, diciamo che siamo 80 ragazzi divisi in 7 redazioni e ogni redazione ha un nome della settimana e in questo giorno della settimana ogni redazione deve pubblicare un articolo riguardante un vario obiettivo che si è proposto. Gli aspetti positivi sono sicuramente che si imparano varie cose, specialmente per chi è appassionato del settore marketing, mentre invece gli aspetti negativi sono che bisogna trovare un sistema per vedersi costantemente tutti per poter fare un lavoro di squadra. Che cosa ti ha colpito di più del progetto Sharing? Del progetto Sharing mi ha colpito sicuramente il fatto che bisogna comunque lavorare in squadra. Il lavoro di squadra mi è piaciuto moltissimo, anche se ogni tanto abbiamo avuto qualche intoppo, che però siamo riusciti comunque a gestirlo, sedendoci magari a un tavolo e discutendone insieme. Ed è un'altra cosa che ho imparato, che bisogna parlare dei problemi che dobbiamo affrontare e non magari arrabbiarsi subito e scontrarsi contro i nostri compagni, contro i nostri compagni di squadra. E come ti senti? Sei soddisfatta del lavoro che state portando avanti? Sì, sono soddisfattissima perché ho imparato nuove cose che mi interessano molto e anche se non vincerò il concorso perché non è la principale cosa per cui ho partecipato al progetto Sharing, ma bensì imparare appunto qualcosa di più sul settore marketing.